Allora, io ho cominciato a scrivere all'età di 8 anni, ma se da così non scrivevo mica in corso, scrivevo in francese. E dopo quando mi sono aperta veramente a tutta questa cultura che era mia, e a principio non la sapevo mica, ma dopo mi sono padronita e di emologhe e di come parlare, a questo momento così mi sono detto, beh, perché mica a scrittura. E poi penso che non è manca appena un affare cosciente, di un bisogno, e posto che c'è stato un bisogno di scrivere in francese, naturalmente si è fatto vedere di nuovo il bisogno di scrivere in corso. Ecco perché scrivo, perché mi piace. Di un bisogno e un piacere. D'altronde, quando si fanno l'affare così, se non c'è mica una nozione di piacere, a questo momento così, e non mi domando perché farle. Dunque, faccio perché mi fa piacere, perché mi rassicura quando scrivo, mi ha una botta di emozione che non trovo mica forse in un'altra forma di faccende, d'arte. Ecco, la scrittura di ciò che mi piace. Allora, i miei primi testi per un detto in francese c'è da ridere perché c'è una specie di un modello di Baudelaire quando scrivo in francese e in corso di sicuro ho già avuto parecchie influenze. Penso che il più è stato Jacopo Dier, c'è stato Giacomo Fusina, c'è stato Gianterra Murocchi, tutti i poeti che ho scontri così leggendo, certi li conoscia, altri non li conoscia mica, ho fatto la sua conoscenza appena più tardi, ma penso che c'è parecchi poeti proprio di qualità in Corsica e sarebbe stato un affare scemo non essere mica influenzata. Dopo l'influenza di qualcosa, ma penso di aver trovato un modo a me, a una maniera a me. Allora, io per ciò che tocca la tradizione, io radio che io sono un rugione dove non ho mica inteso cantare così, né mica forse una tradizione che ho ricevuto così di maniera orale, ma ho avuto un'influenza letteraria di noi tradizionale perché mi sono accabata a testi di noi che sono più anzianetti, che sono stati scritti da quelli che si possono chiamare forse i classici, i nostri classici a noi. Ecco, dunque una tradizione ricevuta piuttosto dei libri. A differenza, sapete, penso che avete rimarcato che c'è soprattutto una differenza di forma, perché sono andata per di una forma assai corta, allora io penso che c'è appena i mots a gusti, perché oggi con la nostra epoca basta scrittura a gusti, abbiamo ricevuto parecchie influenze, che sono state quelle, penso, di sopra-realismo, che lo si più francese o altro, non c'è mica costringersi della francese proprio, e poi il safari di l'haiku che tutto il mondo ha scoperto e poi per me a Igo Franchettara c'è un vero piacere a scrivere così perché trovo che c'è subito un sintimo che è ricevuto così come un mazzo e dopo, ma chi bene subito perché c'è chi filare così e dopo uomo ne va già appena mica giocare l'une ore perché anche sai noi arriviamo qualcosa ma si può pensare assai più lontano, dunque di una forma che mi conviene e che mi piace, quella di usubidanio, di l'infuriata così, ecco, allora, scrivo perché mi piace a scrivere così, dopo di tanto in tanto scrivo di non la fare appena più lunga. Allora, di un mondo zidellina, di veramente un mondo zidelinesco, ma penso quello che di l'adulta che ci volta dopo. Beh, lì che se poesie gusti, non le puoi mica scrivere nensu, perché non hai mica a maturità che ci via, non hai mica campato abbastanza, non hai mica abbastanza esperienza, allora mica scemo, ma di appena rigo, di issi, e bisogno per voltare a nostra zidellina, di aver campato, parecchie strafari, per avere una piccola somma di esperienza che ci aiuta. Ecco, e quando sono voltata così, non ta emologhe e non ta ricordi di Zidellina, mi sono detto, ma ti rendi conto tutta quanta ricchezza? Ti rendi conto ciò che tu hai in capo, ciò che tu hai visto, se farfalle, si insetti, si momenti di sole, i miei parenti, a mia cara, quando li scucinavano, quando li parlavano insieme, quando noi ci ritrovavamo tutti ad uniti così, ste serate paesane, sore, su gelo.
E allora ho giocato a Mobruista piano piano, ero incinta di prima viola e ho giocato sul libro e di quello che rivendico di più perché penso che aveva infine qualcosa da dire. Mica solo parole, ma di no senso, c'era mica solo a vor, ma c'era di no ovunque. E penso che quasi dell'ina sono affari che s'appagliano, perché se volete sono spesi di flash. Avete così una macchina che vi salta all'occhio e a questo momento così si dà accampata questa macchina qui. E bon, ciò che la trovo un sbocco, la trovo così. I progetti là, ma un tempo mi manca, perché oggi ho due viole e bon, sono molti, e faccio che mi manca abbastanza tempo per poter levare, perché ora che ho giocato questa cortalina, giusto appunto, ho giocato anche certe, dicevo mica esigenze, ma volerebbe fare qualcosa d'altro, pensato altramente e mettendoci veramente la qualità, il senso, veramente che leggevo siano la tempata di riflessione e donare la riflessione non ta ciò che voglio io e ciò che voglio lasciare, ecco, scritto. Allora adesso ho detto dedicato a tutti quelli, a certi che si sono spiccati ma che si devono sempre gare e certe volte accade. E quando ci siamo spiccati c'era un silenzio non da quelle labbra vide, non so più emorecce intorno alla dovida, ma ad un preso un corpo, sino a ciò che la igia mobile, l'ombra di noi ui, suore, amore e tanto. Nanta gulletta hanno sposto il vento 2 ore l'odore gallo e il sole. Tutti i momenti osi, con la voglia leggera di azidelina, piano un gusto astro di senso e di colore quando li sono passati a starci attenti a memoria. Non ho mandato un'onda di ciò che mi è accaduto, ma ho detto tutto.